Buonasera, bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete. È da poco trascorso l'anniversario ai caduti di Nassiriya, celebrato a Jesolo al Museo Storico Militare della Casa del Bersagliere. Vediamo il servizio di Giovanna Serena. Domenica 11 novembre, presso il Museo Storico Militare, la Casa del Bersagliere, nella città di Jesolo, si è celebrata la commemorazione dedicata ai caduti di Nassiriya, tragico episodio militare accaduto in Iraq, risalente al 2003, che ha portato alla morte 19 cittadini italiani. Che valore ha per l'amministrazione pubblica ricordare oggi questo evento? Questo evento per noi è importantissimo. Ricordare i nostri caduti è sempre fondamentale per un'amministrazione. E poi io personalmente ho un ricordo perché ho partecipato a una missione in Libano, quindi questa cosa la sento particolarmente. Che importanza ha per la città di Jesolo ospitare oggi questo evento? L'ho detto prima e lo ripeto, per noi la consideriamo un'occasione pubblica. E questa casa la consideriamo un luogo pubblico dove le istituzioni rappresentano una città e quindi delle persone, rappresentano delle famiglie, perché compito di un'amministrazione è anche quello non solo di ricordare ma anche di educare. Numerosi sono gli insegnamenti trasmessi in questa giornata, da quelli che toccano il comune cittadino fino a quelli propri dell'Arma. I valori si vanno via via intiepidendo per tanti motivi, non stiamo qui ad elencarli. Allora essere presenti oggi, anche nonostante il tempo non sia certo dei migliori, significa proprio dare evidenza, vigore a quelli che sono i valori ai quali crediamo e per i quali i nostri ragazzi tanto fanno fuori all'estero, non soltanto dentro i confini nazionali, ma soprattutto anche fuori all'estero. Oggi questa giornata per lei cosa rappresenta? Rappresenta, come diceva adesso il collega, un senso forte di appartenenza e di vicinanza ad altri cittadini che come noi in divisa stanno mantenendo un mondo possibilmente in pace, e non dobbiamo dimenticare che noi, grazie anche al nostro esercito, abbiamo vissuto, e alla nostra democrazia, abbiamo vissuto 60 anni di pace. Io credo che questo sia molto importante. Valori civili e militari di oggi, come si possono rappresentare? Rappresentare, credo, con quello che io faccio e la partecipazione di queste autorità, sindaci, assessori, onorevoli, rappresentanti dello Stato, rappresentanti dell'esercito, cittadini comuni, ex militari, feriti di guerra e cose, e che io ogni mese celebrando, commemorando un avvenimento, ogni specialità, perché non è solo Casa del Bersagliere ma è aperta a tutti quanti, vorrei far capire alla gente innanzitutto che le mie porte sono aperte, c'è della storia da non dimenticare, di parlare con i popoli, perché oggi non ci parliamo e noi non siamo gente che vogliamo la guerra, perché vestiamo le stellette, ma vogliamo la pace. Che ruolo ha per l'amministrazione pubblica ricordare questo evento? Credo che ogni amministrazione pubblica debba ricordare oggi questo evento, anche perché, ricordiamoci, sono morti i nostri ragazzi, i nostri militari, e sono morti sotto il tricolore, un tricolore che è stato portato in giro per il mondo, e quindi onorati di poterli commemorare oggi.